Eccoci qua cari amici, siamo tornati. Oggi andiamo a fare un girettino non proprio velocissimo verso Forcella e Lavarette entrandoci da Campolongo. Ho visto l'altro giorno che la strada era riaperta, speriamo bene che non ci siano stato frane o altre cose e poi scenderemo dalla parte di Sauris. Da Sauris prenderemo la strada per Verzenis per poi ridiscendere da Maniago, Montereale, da quelle parti lì e intanto ci prendiamo anche lo Specca Sauris. Ci vediamo dopo e sigla! Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Occhio bello E siamo quasi dopo queste due curve in Val Lapisina. Chilometro 19. Guarda che cartolina che è oggi. Sempre molto bello questo lato dell'Alpago. Lì alla nostra destra in alto, in direzione di quella ciminiera, è venuta fuori l'ondata quella volta della diga del Vajont, quando è frenato il Monte Toc e ha ripulito tutto quello che c'era qui. Longarone infatti è un paese quasi totalmente nuovo e qui stiamo entrando in centro a Longarone. E siamo usciti a Santo Stefano di Cadore dopo questa galleria che è veramente lunga e fredda soprattutto, anche d'estate freddissima, e qui sotto ci siamo ritrovati il fiume Piave di nuovo. Che figata! Andiamo sul gatto però qua. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E nel frattempo è arrivato anche Martino con l'ammonia. Bene, ora ripartiamo che ci attendono una dozzina di tornanti. Sembrano quelli della scuola guida sui birilli. E c'è un altro pezzettino, forse ce ne saranno di più, di pezzettini in sterrato. Ci sono i pezzettini di asfalto, sì. Vorrei sincerare tutti che questa strada l'abbiamo decisa noi questa volta, non il navigatore.
Certo che il percorso con queste scoline, con questi buchi, ci sta impegnando parecchio, ma è veramente un posto eccezionale. Sa di funghi. In un attimo di defiance Martino ci ha passati, ma ora lo risorpassiamo anche noi. È proprio vero, quando ti sembra di aver superato il peggio è lì che ti aspetta. Tutto magnifico, non credevamo però fosse così impegnativo, ma ora siamo usciti e adesso andiamo in direzione Sauris. E siamo arrivati al bivio per Sauris e adesso giriamo a sinistra. Qui c'è ancora la neve. Siamo sopra le nuvole. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Ho già in bocca il prosciutto. Tappa obbligata adesso al prosciuttificio della Wolf. Siamo arrivati. Martino è ancora vivo. Scendi pure. Sembra di entrare nel paradiso del maiale. Ripartiamo a Sauris, ci siamo presi un po' di prosciutto. Ora superato il magnifico lago di Sauris, ci dirigiamo verso il passo Pura per poi trovare un angolino per mangiare. Guarda che bello che è anche sto passo qua. E siamo in cima al passo Pura. E tutto ad un tratto chi ci appare davanti? Giorgio e Dolores. Ci fermiamo un attimo per vedere dove stanno andando. Adesso ci facciamo la strada del Preone. Valle del Preone, del Chapon. Era da un po' di tempo che mi ero prefissato di venire a visitare il Castel Cecconi, che purtroppo comunque è visitabile solo dall'esterno. È un peccato, ma già è bello così. Anche per oggi è tutto, cari amici. Speriamo vi siate divertiti in nostra compagnia e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!